Il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, il CISET di Ca' Foscari, chiude la sua sede a Doriago di Mira ed approda al campus di Treviso. In questa occasione l'Ateneo, grazie all'intervento di Fondazione Casamarca, rinnova i suoi spazi, aule provviste di dotazioni multimediali e locali riattrezzati e ammodernati per favorire una didattica innovativa e relazionale. Nella nuova sede trevisana gli studenti hanno a disposizione più di 500 metri quadrati fra aule per le lezioni, sala ricerca, segreteria e una sala riunioni. Il campus conta oggi 1450 studenti iscritti ai corsi di laurea, a cui si affiancheranno i 486 iscritti al Master in Economia e Gestione del Turismo del CISET. Treviso è un territorio importante per Ca' Foscari, sul quale insieme a Fondazione Casamarca e all'amministrazione comunale vogliamo continuare a investire, ha detto il rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi. Abbiamo sviluppato un'intera offerta formativa che è ritagliata sui bisogni e sulla cifra, diciamo, economico-produttiva e sociale di questo territorio, e adesso con l'ultimo anno, con 2 passaggi, il primo è stato pochi mesi fa l'attivazione del corso di turismo, l'iniezione di contenuti di turismo nel corso di commercio estero, che è diventato commercio estero e turismo, e oggi con l'insediamento del CISET abbiamo concentrato qui una parte importante delle nostre attività su un ambito, quello appunto dell'economia turistica, che vede questo territorio come uno degli elementi, dei luoghi, diciamo, di traino e con grande potenzialità di sviluppo. Un'occasione perché CISET consolidi il proprio ruolo per il territorio nell'ambito della ricerca applicata e nella formazione, sia accademica che professionalizzante per il turismo. È un fulcro nella città di Treviso che si occupa di turismo, una città che sta crescendo in termini turistici in maniera molto importante, che sta crescendo e creando nuovi prodotti turistici legati al territorio, non solo all'enogastronomia, e questo dà speranza per il futuro, soprattutto un impiego a questi tanti giovani che stanno studiando qui in questo campus.